si dice che il buongiorno si vede dal mattino, penso che sia un bel mattino questo. Sì, sicuramente abbiamo fatto un precampionato ottimo, ci siamo allenati molto bene, sento proprio un gruppo già compatto che mi segue per filo e per segno in qualsiasi cosa che facciamo. No, sono contento, però è una squadra giovane, bisogna continuare su questa strada, anche perché poi una squadra così con entusiasmo è importante all'inizio partire bene. Ecco, non deve essere una vittoria un po' aleatoria, no? Vincere la prima tante volte è un'arma un po' a doppio taglio, no? Non bisogna sedersi sugli allori, però anche per quel che ti riguarda il tuo personale, esordire così in questo campionato, diciamo dall'inizio e tutto il resto, è un qualche cosa di importante che ti fa ben sperare per il futuro. Certo, è importante perché comunque dà fiducia ai ragazzi, stiamo lavorando tanto e sono convinto che, gliel'ho detto, queste prime 3 partite sono tutte 3 partite difficili e oltretutto abbiamo incontrato un'ottima squadra organizzata, ma non gli abbiamo concesso niente, li abbiamo aggrediti dal primo minuto, primo tempo ottimo e secondo me dovevamo già chiuderla bene il primo tempo, però calcio è così, siamo riusciti